Ci sono persone come me che non funzionano da soli, hanno bisogno degli altri per funzionare. 41 anni, affetta da drepanocitosi dalla nascita. Questa madre forte e solare racconta senza paura la sua patologia e la dipendenza che dalla nascita la lega a uomini e donne sconosciuti che ogni 15 giorni con la loro donazione le permettono di rinnovare il suo sangue. Quando stavo male mi chiudevo in me stessa sotto le coperte, racconta con coraggio Agathe Wakunga. È stato mio figlio, a 9 anni, ad esortarmi a parlare per ringraziare tutti i donatori. Cerca chi soffre come te, vedrai che aiuterai anche chi soffre come te. E ha stimolato proprio la voglia di parlare di me e di dire che esiste anche questa patologia che fa soffrire, ma ci si sta. Agathe è uno dei 15 volti della nuova campagna di comunicazione che unisce Avis ad altre 7 associazioni in tutto il Veneto e con lei 7 aziende sanitarie. Collegata all'omonima pagina Facebook, la campagna All of Me, con tutto me stesso, porta allo scoperto volti e storie di gente comune, volontari, donatori, riceventi, un modo per avvicinare alla bellezza del dono e diffonderne la cultura attraverso gli strumenti dei social. Nelle pagine Facebook sarà attivato anche un contest e diventerà, attraverso una piattaforma di e-learning, uno strumento di formazione per il terzo settore. Sangue e plasma sono fondamentali per i nostri ammalati. Il sangue viene trasfuso immediatamente, il plasma per gli emoderivati che sono medicinali indispensabili. Plasma ancora più necessario oggi che l'attività chirurgica negli ospedali è ripresa a pieno regime. La presidente regionale di Avis è dura contro chi continua a diffondere fake news sulla donazione, in particolar modo sulla qualità del sangue a seconda che il donatore abbia o meno ricevuto il vaccino. Io penso che aver fiducia di quello che viene detto da chi sa cosa è una donazione di sangue, un sangue buono, penso sia fondamentale.